Avevano rubato il tricolore dalla sede degli alpini di Vittorio Veneto, poi gli avevano dato fuoco. I due, entrambi minorenni, si erano giustificati dicendo di aver fatto una bravata per noia. Mesi dopo, 3 sedicenni, membri di una baby gang, erano stati denunciati per aver minacciato, picchiato e rapinato dei coetanei. Il fenomeno delle baby gang nel vittoriese preoccupa, anche perché dalle indagini dei carabinieri le vittime dei bulli sarebbero molte. Per contrastare questi odiosi episodi, la compagnia dei carabinieri di Vittorio Veneto ha deciso di avvicinare i minori entrando nelle scuole. Proprio per imprimere una maggiore attività di prevenzione saranno predisposte delle conferenze mirate negli istituti di istruzione superiore, nelle classi terze delle scuole secondarie, per parlare di legalità e mettere in guardia già gli alunni e gli adolescenti dai fenomeni di devianza che si possono presentare nella fase adolescenziale. Giovani, giovanissimi, aggressivi e violenti, picchiano e feriscono anche moralmente i loro coetanei senza un motivo, solo per il gusto di farlo, giovani che devono però essere recuperati finché si è in tempo. È un problema sotto controllo, è un problema al quale abbiamo già dato delle risposte, sia in senso repressivo con l'azione dei nostri carabinieri, ma noi cerchiamo di farlo in senso di recupero di questi giovani con i nostri servizi sociali. Secondo il riepilogo delle attività dei carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, il totale dei reati è in calo del 5%, in particolare i furti con un meno 20%. In aumento del 15% invece ci sono le truffe, soprattutto quelle informatiche, che colpiscono soprattutto gli anziani. In caserma a Vittorio Veneto è stata allestita anche una stanza per le audizioni protette, che è stata utilizzata da maggio a giugno per gestire 11 casi di violenza di genere. La stanza ha lo scopo di appunto far sentire minor disagio possibile alle vittime di violenza. I casi riguardano principalmente violenze in ambito domestico, situazioni di disagio familiare.